Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci nel nostro consueto spazio di approfondimento dello SPCGL. Questa volta parliamo di sanità, dell'importanza delle cure primarie e di altri elementi significativi. Lo facciamo con i nostri esperti del sindacato, quindi ben ritrovata Ivana Fogo, grazie di essere qui con noi, del Dipartimento Sociosanitario dello SPCGL del Veneto, accompagnata da Gino Ferraresso, sempre del Dipartimento. Ben arrivato anche a lei, segretario. Buongiorno. Allora, sempre vi dovete cimentare in questo arduo compito di spiegare ai nostri telespettatori come stanno andando le cose. Allora, per vedere un po' il tema, il titolo, vediamo in onda la prima slide e do la parola subito a Gino Ferraresso e chiedo, innanzitutto banalità, ma quali sono le cure primarie? Le cure primarie sono tutte quelle attività sanitarie che in genere si fanno nel territorio e che danno risposta ai problemi sanitari della popolazione. I punti di riferimento nelle cure primarie ovviamente sono i medici in medicina generale, che sono il punto di riferimento per il territorio. Quindi sono quelle cure necessarie per le persone che fanno capo per medici di medicina generale sostanzialmente, in prima istanza. Ci stanno anche i pediatri di libera scelta e ci stanno anche i medici di continuità assistenziale, che sono le guardie mediche per capirci. Diciamo, questi sono i punti di riferimento per le cure primarie. Noi nel Veneto, come in altre regioni, abbiamo un problema grandissimo che tutti toccano con mano ormai, che è questo della cronicità. Infatti. Nel senso che noi abbiamo un numero molto consistente, se vediamo insomma la slide, 34% della popolazione veneta sostanzialmente ha almeno una malattia cronica. Malattia cronica cosa vuol dire? Per esempio il diabete. Ah, ecco. Che ha delle conseguenze anche di non poco conto. Quindi è una malattia che non si può, come dire, curare, rallentare il decorso, che però insomma è complicato tornare indietro, ecco, mettiamola così. Quindi abbiamo un 34% della popolazione che ha una malattia cronica. La maggioranza ovviamente sono persone anziane, ma non solo, perché il diabete non ce l'hanno solamente le persone anziane. E quindi la malattia cronica va seguita specialmente nel territorio, poi anche nei servizi ospedalieri, per quello nell'attimo in cui diventa una malattia acuta. L'importanza del medico in medicina generale si fa sentire in questi giorni, in questi mesi, anche nel Veneto e un po' in tutte le province, con la carenza che c'è di medici in medicina generale. Una carenza che è dovuta sostanzialmente a una mancata programmazione, perché per diventare medico in medicina generale, dopo la laurea in medicina, si deve fare altri 3 anni, diciamo, di specializzazione, che poi ti danno la possibilità appunto di fare il medico in medicina generale. Mancata programmazione perché questi 3 anni sono finanziati con delle borse di studio. Quindi a livello nazionale vengono stabiliti ogni anno dei numeri, una quantità X di borse di studio, regione per regione, da presentare come borse di studio. Il problema dove sta? È che in particolare nel Veneto, noi siamo una di quelle poche regioni che negli ultimi anni ha sollecitato a livello nazionale un numero basso di borse di studio. Questa cosa però, che sarebbero mancate non sarebbero mancati i medici in medicina generale, la conosciamo da anni. Ci sono fiori di ricerche in questo campo. Infatti adesso vediamo appunto la slide a questo proposito, così ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Fabbisogno di medici di base in Veneto. Sì. Assistiti sono 4.293.600, la slide, anche la precedente che semplifica ancora di più la cosa. Comunque 4.293.687 sono gli assistiti, il fabbisogno è di 3.303
figure di medici di base e il rapporto ottimale sarebbe un medico di base ogni 1000 assistiti con una variabilità del 30%. Insomma, se guardiamo la slide, anche subito quella dopo che si abbiamo messo in capisce onda ancora prima, meglio esatto, la situazione nel Veneto e anche nelle varie province. Allarme giallo. Allora, fondamentalmente il fabbisogno appunto è dettato da questa cifra dei 1500 massimo 1500 medici, 1500 assistiti per medico di base. Come abbiamo visto dalla slide, verrebbe fuori che nel Veneto abbiamo bisogno, per la popolazione che c'è nel Veneto assistita dai medici di base, avremo bisogno di 3300 medici di base. In realtà oggi ne abbiamo 2826. Quindi abbiamo una differenza di circa 500 medici di base che ci mancano rispetto a quel fabbisogno di cui avremo bisogno. E ci sono dei picchi in certe aree, perché vedo la Marca Trevigiana 493, 522 quella Euganea, quindi 548 la Scaligera. Cioè a Padova è uno dei territori dove mancano, secondo questo fabbisogno teorico, dove mancano più medici di medicina generale. Ma vuol dire che ci sono dei pazienti che sono scoperti? Vuol dire che può succedere che alcuni pazienti per un periodo di tempo sono scoperti dal medico di medicina generale. E questo sta succedendo sempre di più nell'arco del tempo. La Regione Veneto è intervenuta aumentando il massimale, quindi arrivando addirittura, chiedendo ai medici di medicina generale che ci sono, di arrivare a 1800 utenti, cittadini. Pochi dei medici, giustamente a mio parere, hanno detto di sì, nel senso che già è complicato seguire 1000. Allora, l'obiettivo ottimale sarebbe un medico ogni 1000 cittadini. Se si arriva a 1800 vuol dire che non riesci più a seguire, insomma non fai più niente, non riesci a fare quella medicina primaria che abbiamo detto all'inizio, non riesco a curare, a fare prevenzione nel territorio con un medico di medicina generale. Assolutamente. E quindi c'è questa difficoltà, questa emergenza che però noi abbiamo in particolare nel Veneto, come dicevo prima, poi magari Ivana farà anche il punto della situazione meglio sulla questione che riguarda anche il territorio padovano. Vediamo qua appunto delle zone carenti, proprio per far concretamente, come diceva lei, fare un po' il punto, dopo entreremo nell'area dell'USL 6 per esempio. Le zone maggiormente carenti sono andate peraltro crescendo, perché qua vediamo Dolomiti per esempio, 21 si è passati al doppio, a 42. Esatto. Per zone carenti si intende, allora un medico di medicina generale potrebbe seguire più comuni, quindi c'è una classificazione per quanto riguarda la collocazione dei medici di medicina generale in zone. Qua si vede chiaramente che prima abbiamo visto quanti medici mancherebbero rispetto al fabbisogno. Qua vediamo concretamente, rispetto alle zone individuate, che nell'arco di 3 anni, 4, sono diminuite in maniera che le zone carenti sono raddoppiate, più che raddoppiate. Quasi tutte. Sempre c'è la zona Scaligera che presenta delle criticità abbastanza rilevanti, ma anche quella Euganea non è subito a ruota, e poi vedremo anche la lente di ingrandimento su questo territorio. Vediamo la slide successiva, perché ci fa capire anche delle stime di proiezione da qua al 2028. Avremo 1283 medici di base in meno, perché 1878 sono quelli in uscita. In pensione. In pensione, cioè bene o male dovranno andare in pensione.
e in entrata invece solo 5,95. Sono pochi. Importarli da altre realtà, fare un'importazione di queste figure o anche incentivare, che ne so io, dall'estero? È molto complicato rispetto alla parificazione dei titoli di studio, prima questione. Il vero tema è che noi potremmo averne a disposizione comunque di medici in medicina generale. Pensiamo che abbiamo tutta una quantità di medici in medicina generale, medici formati con i 6 anni, che sono i medici che sono in continuità assistenziale. Non hanno fatto i 3 anni, però fanno le guardie mediche. Per esempio queste persone hanno già un'esperienza. Ripeto, la Regione Veneto è intervenuta aumentando il massimale, dall'altra parte dicendo chi fa i corsi di specializzazione di medicina generale, cioè le borse di studio, il primo anno noi gli diamo 1000, possiamo dargli 1000 utenti cittadini, e chi fa il secondo anno 1200. Infatti c'è la slide a questo riguardo, così la vediamo di cosa stiamo parlando. Prego. Sì. Che potrebbe essere un'idea o no? Valida, eccolo qua. Rispetto all'emergenza sì. All'emergenza però. Però questa è un'emergenza che teniamo conto che però questi vuol dire mettere, come dire, in frontiera persone che non hanno esperienza, che devono farsi l'esperienza sul campo. Quindi, come dire, abbiamo persone giovani che da un giorno all'altro devono diventare, tra virgolette, medici di base in tutta la loro complessità, insomma, rispondere un po' a tutte le esigenze. Questa è una soluzione che può essere una soluzione, se si vuole, tampone, ma molto tampone. In realtà bisogna pensare al futuro già oggi, perché, come abbiamo visto nei numeri, abbiamo un certo numero importante di medici di medicina generale che andranno in pensione, e con le borse di studio che finora sono state programmate non riusciamo a far fronte, e quindi o aumentiamo quelle borse di studio in maniera molto veloce, perché per fare un medico in medicina generale ricordo che ci vogliono 3 anni, una borsa di studio, oppure noi ci troveremo sempre peggio andando avanti nel tempo. Commentiamo un attimo questo discorso del PNRR che potrebbe venire. Niente, c'è non so se c'è la sigla della pubblicità, comunque è scattata la sigla pubblicità, però vediamo qua il PNRR, che facciamo così, andiamo in pubblicità, così dopo lo commentiamo con calma insieme e vediamo se anche che sono arrivati dei messaggi, tra pochissimo. Ok. Eccoci qua. Allora, stavamo commentando numeri alla mano, quindi non teorie eccetera, ma concretamente la carenza cronica ormai di medici di medicina generale per numero di assistiti, tenendo conto che le cronicità sono veramente tantissime e tenendo conto che c'è sempre più bisogno di sanità. Però sì, c'è sanità anche di qualità, perché se poi prendiamo, per quanto possono essere anche bravissimi, ma mancano di esperienze, i più giovani, gli specializzandi, i poverini non possono fare miracoli. È arrivato un messaggio: ma sono i medici che mancano oppure Zaia che non assume? Allora, e qua ci colleghiamo alla situazione tra le più critiche, che è quella dell'USL 6, se non erro. È Zaia che non assume, cioè può essere un presidente della regione che non assume, mancano concorsi, come funziona? Allora, facciamo un passo indietro sulla formazione e cerchiamo di chiarire un pochino. E certo, non è che Zaia non assume, ma delle responsabilità da parte della regione, secondo noi, in base ai numeri ci sono, e quindi noi le segnaliamo. Anche se si sta cercando di invertire la marcia, e diciamo subito com'è la questione. Riprendiamo la questione della formazione che ha ben detto Gino. Forse i cittadini non lo sanno, le persone non lo sanno, è bene che facciamo attenzione a quanto ci vuole per formare un medico di medicina generale come per altre specialità, ma noi ci concentriamo su questo. Abbiamo detto
il corso triennale che è stato stabilito con un decreto legislativo nel 1999, 3 anni dopo la laurea. Beh, non è tantissimo perché c'è altre No, specialità. però 3 anni, cioè noi abbiamo Però ci imparato, sono, certo. no, a Sì, capire quanto ci vuole per formare un professionista. Ecco. Esiste in Veneto, questo va sottolineato, la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica istituita dalla Regione Veneto nel 2014, quindi la Regione Veneto li forma direttamente. I 3 anni di formazione dei medici di medicina generale li fa direttamente la Regione, quindi gli strumenti ci sono tutti. Per quel che riguarda i dati, i numeri, va detto che adesso io non ho la delega da nessun medico a parlare dei numeri dei medici di medicina generale, però siccome noi siamo i pensionati e quindi insomma a noi i dati interessano molto, da anni le organizzazioni sindacali dei medici, tutte, anche la categoria all'interno della CGIL, che è la funzione pubblica, i medici della CGIL sottolineano quello che abbiamo detto, no? Quindi da anni si metteva il focus, c'è stata l'attenzione al fatto che proprio in questi anni qua stavamo andando a molti pensionamenti. Quelle carenze che troviamo nelle zone, come faceva ben vedere Gino, sono quasi duplicate nel giro di 4 anni, non è un caso. La questione dei boomers, no? Cioè la questione di tanti medici della nostra età che vanno in pensione era prevedibile, gli studi c'erano, insomma ormai queste cose le dicono un po' tutti, le hanno dette un po' tutti, quindi c'è una mancata programmazione, c'è stata una programmazione poco oculata. Non sto parlando solo del numero, non voglio entrare, la questione del numero chiuso all'università non è quello, ma sono le strategie che dovevano essere messe in atto proprio per formare i medici di medicina generale. E quindi la prevedibilità dei numeri delle borse di studio, lì sta il vero problema. Allora, se noi guardiamo un po' di dati delle nostre ricerche, adesso non c'è la slide, ma le borse di studio negli anni scorsi in Veneto, io vado un po' di corsa, 40 nel 2013, 50 nel 2014, 50 nel 2015, 50 nel 2016, 50 nel 2017, 126 nel 2018. Lì abbiamo cominciato un po' a invertire, cioè ogni anno si cominciava la formazione di questi numeri. Poi nel 2019 118, nel 2020 85. Ecco. Però, scusa, nel 2020 c'è stata la pandemia, attenzione, la pandemia ha messo in evidenza la gravità di questo problema, ma ha travolto tutto. Certo. Ha travolto tutto. Ecco, oggi... interrompo solo un attimo perché c'è un messaggio che è arrivato che fa capire appunto che non stiamo parlando di linea di massima, di persone che non hanno voglia di fare questa professione, perché dice questo messaggio: ho cercato sul web quanto guadagna un medico di base, si parla mediamente di 150.000 euro l'anno o anche più, a cui si aggiungono le visite private. Penso che fare il medico di base sia una grande opportunità, non credete? Ma allora, appunto non è un problema. È una grande opportunità, ma c'è anche un grande impegno, perché come sottolineava prima Gino, rispetto al numero degli assistiti, un conto è che io abbia 1000 assistiti per medico, a parte che poi lì, adesso io non voglio entrare, ma ciò che guadagna un medico è in riferimento a quanti assistiti ha, non è, ecco. Quindi c'è una cifra, un pro capite, diciamo, poi vabbè ci sono tutte le indennità, ma non entriamo qui. Un conto è avere 1000 assistiti, un conto è averne 1500, 1800, 1700, a seconda anche della tipologia di territorio in cui mi trovo, perché tra i miei assistiti potrei avere un numero elevato di anziani ma insomma, quindi attenzione, insomma bisogna pensarci, certo che è una grande opportunità, ma ci sono anche tanti rischi e tanti problemi. Ripeto, la pandemia ha dato un messaggio altissimo, nel senso che prima della pandemia quasi sembrava che questi medici di medicina di base non servissero, mentre abbiamo visto quanto importanti sono stati. Voglio però per verità dire che nel
l'anno 2021, programmazione 2021, dentro il corso di formazione, le borse di studio sono 306. Quindi anno 2021-2022 si incomincia a invertire la marcia. 240 decisi con delibera dalla Regione Veneto, altri 66 in aggiunta arrivati tramite il PNRR, fondi del PNRR dal livello nazionale. I fondi del PNRR per altri 66 sono già previsti, abbiamo già la delibera, quindi noi leggiamo gli atti che la Regione mette sono pubblici. No? Certo. Altri 66 ce ne saranno per l'anno 2022, altri 66 per l'anno 2023. Ok? Quindi c'è già però l'anno prossimo, quindi l'anno 2022-2023 non basteranno i 66, bisogna, se si è invertita la marcia rispetto al numero di borse di studio, bisogna continuare, a nostro avviso, poi magari Gino lo spiegherà ancora meglio di me, bisogna continuare a nostro avviso in quella strada, perché questi 306 che hanno cominciato adesso il primo anno di formazione, certo che li posso utilizzare per fare le sostituzioni, però li avrò specializzati nel 2024. Quindi ce ne vuole. Ecco, nel frattempo, fino al 2024, ogni anno ne vanno in pensione degli altri. Ecco, questo per la Regione del Veneto. Sì, la media che hanno sui 52-55 anni. La media è di 52 anni, fate un po' di ragionamenti, insomma. Arrivando all'ULSS 6 velocissimamente. Un attimo solo, non ho tanto tempo, ce n'è. Leggo un messaggio perché i nostri telespettatori giustamente partecipano in questo modo. Il mio medico fa solo il passacarte, mi rimanda sempre a visite specialistiche e mai mi ha visitato in 10 anni. Forse dovrei cambiarlo, ma ci sarà sempre qualcuno che prenderebbe il mio posto visto che c'è carenza. Sì, è vero, si può anche incappare in queste situazioni, che chi dice di no. D'altra parte oppure quelli che non si fanno trovare, insomma. È anche vero che c'è gente invece che magari ha un medico da tantissimi anni e non lo cambia perché magari è soddisfatto di quel medico. Certo, sì, assolutamente. Tutto è possibile. Certo che al medico di medicina generale sono stati dati molti compiti nel tempo, indubbiamente. E poi, vabbè, le visite specialistiche qua dipende dalla diagnosi, no? E dalla situazione, noi non possiamo entrare nello in questo dire, insomma, ecco. Entriamo nella zona... Parlando dell'ULSS 6, come avete visto, abbiamo una carenza, insomma, prevista, secondo le tabelle che avevamo indicato, le zone carenti al 2022 è di 103 medici. Cioè nel tempo le nostre carenze sono aumentate e attualmente mancano 103 medici. Suddivisi in questo modo, lo dico velocissimamente, 39 per quanto riguarda il centro, quindi l'ex ULSS, i 3 distretti dell'ex ULSS 16, 36 per quanto riguarda l'Alta Padovana, quindi la ex 15, e 28 per quanto riguarda la bassa Padovana, l'ex 17. Quindi vedete che insomma non c'è una zona che brilla. Ecco, diciamo che a noi ci interessava segnalare perché manca un medico, ne mancano 2, va bene, insomma c'è la possibilità che la sostituzione si possa anche avere. Ma quando io ho per esempio alcune zone del centro che fanno riferimento al Padova-Bacchiglione, no? Al distretto Padova-Bacchiglione, e per esempio Padova ho diciamo il centro storico, la parte del centro storico, me ne mancano 4. Voi capite che 4 è un numero importante. Oppure, che nel frattempo questi pazienti sono in carico ad altri. Questi pazienti vengono spistati per un breve tempo, restano senza medico di base, poi siccome questo non è possibile, vengono caricati ad altri e arriviamo ed è per questo che i nostri medici, se voi andate a vedere insomma nelle tabelle che abbiamo presentato, hanno raggiunto il massimale ordinario, chiamiamolo, che era di 1500 pazienti. No? Quindi insomma
questo comporta il fatto che i medici che rimangono devono lavorare di più. Però se ci sono stati, ci sono stati questi finanziamenti, quindi i fondi ci sono e tutto, i soldi per pagarli ci sarebbero. A questo punto mancano... I finanziamenti per pagare le borse di studio. Ah, le borse di studio. Le borse di studio. Il medico di base ha un rapporto, è in convenzione, i medici di medicina generale sono in convenzione sì. con la regione e certamente, insomma, se questi sono gli standard, la regione li deve rispettare. La nostra preoccupazione era a monte, è stata a monte, cioè sono anni che diciamo, guardate, non solo noi, insisto, non solo noi, certo, sì, sono anni che diciamo, guardate che i numeri dimostrano una carenza importante. E appunto, siccome ci vogliono 3 anni, dopo la laurea, chiaro, vero? 6 anni di laurea, l'esame di stato dell'abilitazione. Quindi 9-10 anni. Ci vogliono 9 anni, cioè, se partiamo da oggi con un ragazzo, con un giovane studente che si iscrive al primo anno di medicina, prima di arrivare ad avere un medico di base che ne servono 9. Se parto dal presupposto che ho un medico invece che già è laureato, perché sono medici, sono già laureati, ne servono 3, ma se la programmazione portava 50 borse in tutto il Veneto, attenzione, quando prima dicevo 50 borse di studio... queste borse di studio cosa servono? Per aiutare sostanzialmente? La scuola di alta... stipendio. Lo stipendio, diciamo, allora c'è la scuola di alta formazione, no? La fondazione c'è una fondazione della Regione Veneto, c'è una scuola che forma i medici, fanno, ma adesso insomma, 4.800 ore nel triennio, quindi loro devono fare. Prima c'è un bando di concorso, c'è un bando che è già stato emesso per 21-22, no? Perché è a cavallo, no? È già stato emesso con una delibera. Partecipano a questo bando, chi supera il bando perché deve fare un esame di medicina generale entra e finalmente è iscritto al primo anno. Fa tutti e 3 gli anni, 4.800 ore tra formazione teorica e tirocinio in tutti i reparti, e poi c'è l'esame finale. C'è un esame finale, quello dopo i 3 anni. E finalmente quelli che sono entrati anno 2021-2022, a metà del 2024 dovremo averli pronti. Ripeto, 306, quindi nel 2022 un numero finalmente interessante e importante, tenendo conto che tutti i 306 arrivino alla fine, perché potrebbe essere, insomma, che ci sia anche un po' di dispersione sì, anche fra di loro, insomma, di scelte di vita. È molto totalizzante come formazione, quindi, insomma... Interrompo un attimo perché abbiamo una pubblicità che incombe. Ritorniamo su questi temi per trarre un po' le conclusioni e che cosa sostanzialmente proponete che si possa fare, perché poi bisogna anche trovare delle possibili e attuabili soluzioni. Pubblicità. Allora, eccoci qua. Che cosa possiamo dire? Adesso Gino Ferraresso, alla luce di tutto quello che ha esposto Ivana, abbiamo preso come esempio un territorio, quello del Padovano, ma lo stesso possiamo dire, immagino, per lo Scaligero, anziché per eccetera, perché poi giustamente ci seguono un po' da tutte le parti della regione e non è che sia messa diversamente. Dove sta la questione? Abbiamo visto anche i messaggi dei nostri telespettatori che non è che sono tutti felici e contenti, alcuni sono veramente bravi, competenti, svolgono il proprio lavoro, altri invece sono un po' più sommari, insomma. Chiaro. Allora, io dividerei in 2 parti sulle proposte. Le proposte che servono oggi rispetto alla carenza e le proposte che servono in prospettiva ma che si devono già decidere oggi per domani. Allora, rispetto all'oggi, la Regione Veneto, abbiamo visto, è intervenuta in qualche maniera aumentando i massimali, dando dei pazienti a chi è iscritto al primo anno e al secondo anno. Io direi che a questo si può aggiungere sicuramente, visto che uno degli interventi che è stato fatto, delle telefonate che sono state fatte,
dice ma il lavoro del medico in medicina generale è molto burocratico, rinvia sempre a qualcun altro le cose. È colpa del medico in medicina generale in parte, è colpa in parte anche della regione e dello Stato che ha scaricato il medico in medicina generale tante di quelle incombenze tra virgolette burocratiche che potrebbe fare a meno di farle. Allora, ai medici in medicina generale costa poco, tra virgolette, già da domani, se fornissero un impiegato, chiamiamolo così, lo chiamo così, quindi qualcuno che facesse il lavoro amministrativo, già da domani noi potremmo avere un carico minore a carico del medico di base. In questa maniera il medico di base potrebbe curare meglio, seguire meglio l'assistito che ha in capo e anche magari dire beh, invece dei 1.500 prendo anche 1.600 se qualcun altro mi fa questo lavoro. Questa è una delle prime cose che si dovrebbe fare, che dovrebbe mettere in campo la regione. La regione, il medico avrebbe bisogno anche di un supporto degli infermieri, ma sappiamo che anche là abbiamo un problema di carenze. Se si facesse un passo importante su questa cosa della parte amministrativa, già daremmo un segnale, credo, siamo convinti, di togliere insomma parte del lavoro del medico di base che invece potrebbe insomma dirottare sulla cura del paziente. C'è poi tutto seconda questione che già si potrebbe fare adesso. I medici di base, nel Veneto abbiamo fatto l'esperienza delle medicine di gruppo integrate, cioè medici che stavano insieme, che stanno insieme, non stavano perché ce ne sono ancora di medicine di gruppo integrate, che stanno insieme e che aprono di più gli ambulatori, invece delle 3 ore al giorno diventano 7, 8 al giorno, danno una risposta al cittadino, ma in questa maniera con le medicine di gruppo integrate io potrei dare una risposta quando mi manca un medico perché va in pensione. La medicina di gruppo integrata nel suo complesso, non un altro, ma i 3, 4, 5, 6 medici che sono in medicina di gruppo integrata potrebbero in qualche maniera dare una risposta a quella carenza che si crea nel territorio. Quindi importante rilanciare le medicine di gruppo integrate che dovrebbero già dovuto essere funzionanti, che dovevano essere il punto di riferimento per la medicina nel territorio. In prospettiva, lo ha già detto Ivana, io lo ribadisco, però bisogna deciderlo oggi. Allora, le borse di studio, a proposito, una borsa di studio significa 1.000 euro, 900 euro al mese per la persona che fa il medico di base in borsa di studio, quindi non è che prende un grande stipendio. Bisogna aumentare ancora quelle borse di studio nel Veneto. 2021 306, non bastano le 306. Come minimo nel 2022 dovremmo averne 500 come minimo. Chi lo decide? Lo decide a livello nazionale la conferenza Stato-Regioni insieme al governo. Quando si destinano i soldi per la sanità e si ripartiscono poi per le varie regioni, si decide quanti di quei soldi vanno in borse di studio per i medici di medicina generale. Allora il Veneto, che sta dentro la conferenza Stato-Regioni, può benissimo dire: carissimi, io non voglio 240 più 66 del PNRR, ne voglio 500 più 66 del PNRR. Questo vuol dire che però fra 3 anni io ho 566 medici di medicina generale formati e probabilmente non basta ancora, bisognerà fare la stessa operazione anche nel 2023. Chiaro. Quindi fare un'operazione su quella cosa là. Infatti. E il Veneto ci può mettere anche risorse proprie come fanno altre regioni. Hanno messo risorse proprie per aumentare quelle borse di studio. Okay? Chiaro. Leggo il messaggio che è arrivato prima, se la regia me lo rimette in onda, che così vediamo anche cosa ha scritto il telespettatore o telespettatrice. Andiamolo insieme. Eccolo qua.
Vi ringrazio perché non sapevo di questi aspetti della sanità veneta. Si parla sempre di eccellenza, ma anche la Regione avrà le sue responsabilità. Bravi. Volevo, se ho, non so quanto tempo ho. Un paio di minuti. In un paio di minuti però vorrei affrontare il tema centrale che è venuto fuori anche dagli interventi. Noi abbiamo bisogno però anche di rivedere complessivamente la figura del medico in medicina generale, perché non regge più la cosa che sta 3 ore in ambulatorio, che bisogna fare mari e monti per metterli insieme. Adesso il PNRR prevede in qualche maniera un obbligo per metterli insieme e fare più ore nelle medicine di gruppo integrate, però non basta. Noi come CGIL, non da oggi, da ieri, ma da tanto lontano, stiamo dicendo una cosa molto semplice. Noi siamo dell'avviso che bisogna superare la convenzione con i medici in medicina generale. I medici in medicina generale non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma sono liberi professionisti che prendono un tot a seconda dei pazienti che assistono. Noi pensiamo, noi crediamo che bisogna superare questa convenzione, che bisogna arrivare alla dipendenza del Servizio Sanitario Nazionale. Avremmo così un punto di riferimento nel territorio che dialoga direttamente con tutti i servizi che stanno all'interno della sanità, ed è una persona che ha una dipendenza pubblica che è importante a nostro avviso. Quindi, ma dal punto di vista economico costerebbe di più? a nostro parere non costerebbe di più, nel senso che attualmente il medico in medicina generale con 1500 assistiti va a prendere circa, con varie indennità, non va a prendere i 150.000 euro, va a prendere i 120-110.000 euro all'anno lordi. Poi hanno tutte le spese del proprio ambulatorio e via dicendo, quindi hanno spese in più rispetto a una dipendenza. Faccia conto che un primario può andare intorno invece ai 70-80.000 euro, quindi siamo già una diversità di stipendio, okay? Che potrebbe essere significativo. Sono un medico in pensione e mi piacerebbe dare un supporto al sistema anche solo con una copertura assicurativa senza stipendio. È possibile ragionare in futuro in tal senso? Certo, ci mancherebbe altro. Possiamo aprire al volontariato o a sistemi, insomma, di collaborazione. Cosa che è già stata fatta in periodo di pandemia, perché in periodo di pandemia sono stati richiamati, insomma, dopo bisogna vedere questo aiuto, supporto, quanto, come dire, diventa oneroso per le casse dello Stato, perché in periodo di pandemia i richiamati non è che sono andati gratis a fare le vaccinazioni e via dicendo, sono stati anche pagati, insomma, in maniera importante. Sì, ma se non altro dare dei contributi per l'assicurazione. Però insomma, se c'è questa disponibilità da parte dei cittadini, ben venga. Assolutamente. Una battuta di chiusura, Ivana Fogo. No, mi pare che già, insomma, ha detto bene Gino, quindi quelli sono i temi, assolutamente. Ricordo così, tanto per rinfrescarci un po', il ruolo importantissimo dei medici di medicina generale che avrà nel futuro previsto dal decreto ministeriale, quello chiamato 71 ma oggi 77, quello degli standard dell'assistenza nel territorio, che vede il medico di medicina generale un punto importante soprattutto dentro le case di comunità. Quindi voglio dire, questi l'ha deciso lo Stato, questo è il futuro, bisogna andare in quella direzione assolutamente e non tornare indietro, perché allora si porta davvero l'assistenza vicino al cittadino laddove ne ha bisogno. No, ma infatti questo risulta fondamentale. Allora io vi ringrazio perché veramente avete illustrato bene, anche se il capitolo sarebbe molto più complesso, molto più lungo, ci sono infatti tantissimi aspetti che andrebbero analizzati, però per carità intanto di volta in volta cerchiamo di spiegarlo perché non tutti ne sono appunto al corrente. Dopo ben volentieri anche le osservazioni dei nostri telespettatori, sia che siano del settore, sia anche che come pazienti, come si trovano, le problematiche che possono riscontrare, perché voi come sindacato seguite anche questo e quindi è importante
importante che ne siate anche informati, quindi questo è un aspetto importantissimo. Allora, io ringrazio Gino Ferraresta di essere stato qui con noi, Ivana Fogo naturalmente di averci supportato in quest'altro capitolo importante, a voi telespettatori di averci seguito. Questa puntata è l'ultima che facciamo prima della temporanea sospensione estiva in diretta, sia con il sindacato della SPCGIL che anche le altre, ma naturalmente riceviamo le vostre mail, scrivete, andate, rivolgetevi allo SPCGIL per qualsiasi problematica, informazione o quant'altro, perché poi come avete visto lo SPCGIL si supporta di tante collaborazioni, c'è dal CAF all'Inca eccetera, per risolvere un po' tutti i problemi, c'è l'aspetto sociale non soltanto, ma come sempre è importante segnalare e farsi supportare piuttosto che star lì a subire o lamentarsi a volte inutilmente. Grazie allora del vostro apporto, noi ci ritroviamo naturalmente a settembre con le dirette, ma ci seguirete perché le puntate continuano durante tutto il periodo estivo, the best of, le migliori puntate di ogni genere di trasmissione che abbiamo fatto e anche naturalmente con il sindacato dello SPCGIL. Grazie.